Amici di Sportisili, appassionati di calcio e di calcio giovanile, ben trovati dal Centro Universitario Sportivo di Palermo. Si affrontano il CUS Palermo e il Palermo FC per la gara valida per il campionato regionale giovanissimi Under 15. Vetrina sicuramente importante per i ragazzi di Mister Perrone, reduci dal pareggio di 2 settimane fa in casa tutto cuore contro il Team Calcio, e adesso pronti ad affrontare la squadra che sta letteralmente dominando il girone e che abbiamo anche visto all'opera, per chi ci ha seguito nella memorial dedicato a Carmelo Bongiorno durante le feste di fine anno. Partita che sta per iniziare, primo pallone affidato alla squadra di casa che per altre cose ritrova, a proposito della gara contro il Team Calcio, ritrova Kevin Moye espulso nella circostanza contro la formazione di Scalia, tornato a disposizione di Mister Perrone dopo aver saltato l'ultima gara. Inizia CUS Palermo contro Palermo FC, primo pallone gestito dai padroni di casa in tenuta nera con strisce giallorosse sulla maglia. D'altra parte, consueto completo di casa per i ragazzi guidati da Emanuele Chiappara con la maglia e i calzettoni rosa, calzoncini neri. Tanto prima palla già recuperata dal CUS che si schiera con Anzalone in porta, poi ordine numerico: Lo Piccolo con il numero 2, numero 3 Casisa, con il 4 Catanese, con il 5 Turci, con il 6 il capitano Vitrano, 7 Romano, 8 La Corte, 9 Moie, 10 Villeci e 11 Santoro. Dall'altra parte il Palermo che si schiera con Giacalone tra i pali. Poi intanto vediamo subito questa azione con Giacalone che prova a intervenire, poi con il numero 2 Greco, con il 3 Puccio, con il 4 Balsamo, con il 5 Bennardo, con il 6 Shortino, con il 7 Pietro Lacorte, dall'altra parte Cristian Lacorte è nel CUS, con l'8 Corda che è anche ex di turno fino all'anno scorso tra le fila del CUS, con il 9 Giarraffa, con il 10 Vitale, con l'11 Balsamo. Piccola curiosità per chi ci ha seguito durante il Memorial Carmelo Bongiorno: il miglior giocatore della categoria, almeno per quanto riguarda il Memorial, ovvero sia Pipitò, classe 2010, oggi parte dalla panchina. Vedremo se avremo modo di ammirarlo a partita in corso. Qui palla troppo lunga per la corsa di Balsamo. Riprova a ripartire Lo Piccolo, poi Santoro, se le rimpalli, l'ultimo a toccare è Puccio. La rimessa per Lo Piccolo che va a lungo alla ricerca di Moie, il quale fa scendere il pallone, lo chiude Shortino, poi allontana in qualche modo la difesa del Palermo con Giarraffa che non può arrivare sul pallone, interviene allora Turci, poi Santoro, controllo non perfetto, protegge Puccio, l'uscita del pallone in fallo laterale. Serie di rimpalli, poi Lo Piccolo alla meglio, prova ad uscire, palla al piede, non riesce a tenere il pallone in campo.
l'avanzata da parte di Vitale. Corda. C'è l'avanzata da parte di Greco, il pallone poi sulla destra ancora per la corsa di Corda, chiuso da Vitrano. E fallo laterale per il Palermo. Palla che verrà rimessa in gioco da Greco, cercato Giarraffa, ma l'arbitro ordina il cambio rimessa. Allora si ripartirà con le mani con Casisa per il Cus Palermo. Villeci, poi ancora il numero 10 che la gioca in avanti, Romano la prolunga, Romano che con il suo ingresso nel secondo tempo contro il Team Calcio ha sicuramente dato un cambio di passo importante alla squadra, che era rimasta, ricordo, in 10 alla fine del primo tempo. Da lì in poi le cose sono migliorate per i ragazzi di Perrone. Che sono riusciti a pareggiare, hanno anche addirittura sfiorato proprio con Romano il gol del clamoroso sorpasso. Intanto agisce Greco sull'out di destra, viene fermato, allontana Casisa, non riesce ad arrivare sul pallone Moglie che gioca da riferimento avanzato. Allora può uscire palla al piede con Shortino il Palermo. Shortino che insieme a Pipitone, in quella memoria Carmelo Buongiorno di cui abbiamo memoria abbastanza fresca, essendo stato giocato poco meno di 3 settimane fa, è stato senza dubbio uno dei protagonisti. Palermo, squadra meno bucata della categoria giovanissimi, ricordo la finale contro l'Academy Panormus, ma qui in generale il cammino è stato relativamente semplice per i ragazzi di mister Emanuele Chiappara, che qui tornano in avanti dopo la chiusura di Vitrano in fallo laterale, rimessa per Puccio, la fa scendere Balsamo, poi Corda, servizio poi di Francesco Balsamo che ha il numero 4, Michele Balsamo gioca col numero 11. Pietro Lacorte però a prendere il centro, servizio centrale per Vitale, lo scambio con Giarraffa, ancora Vitale, era di rigore, la chiusura di Lo Piccolo, palla che rimane lì, ancora Lo Piccolo a chiudere, attacco ancora vivo per il Palermo, non riesce a controllare Michele Balsamo, che poi viene affrontato da dietro da Lo Piccolo, tutto ok secondo l'arbitro. Poi Moglie, mangiato da Shortino, ancora l'arbitro che lascia molto correre, poi Puccio. Si lotta su ogni pallone, ne esce vincitore Puccio, poi il direttore di gara ferma il gioco, problema al volto per Kevin Moglie. E allora si ripartirà con una palla probabilmente scodellata per il Palermo, visto che erano i rosanero in possesso, anzi no, era il Cus evidentemente in possesso, palla che verrà affidata ai piedi di Cristian Billeci, che la restituisce all'11 in maglia rosanero. Vitale, palla lunga a cercare la corsa di Pietro Lacorte che non può arrivare. Allora azione che sfuma per il Palermo. Prende campo Vitale, poi il servizio per Michele Balsamo che stoppa a seguire, esce bene Turci in chiusura, poi Francesco Balsamo, tocco per Vitale che allarga su Michele Balsamo, posizione giudicata regolare. Vitale, palla che arriva in qualche modo a Francesco Balsamo che finta il tiro col destro, l'avanzata ancora del numero 4 che cerca compagnia a servire, si rifugia ancora da Vitale, chiuso però, Vitale però torna in palleggio a recuperare il pallone, chiude Moglie. Palermo che poi torna a recuperare il pallone, ma bene il Cus qui con Vitrano e poi con Romano. Moglie non riesce ad arrivare, c'è l'intervento di Bennardo,
già detto a più riprese, figlio d'arte, tante cose il papà Rosario, è passato anche da queste parti. Maglie importanti per lui, quella del Palermo ovviamente, quella della Battipaglia in Serie C. I tifosi del Palermo sicuramente lo ricorderanno in quanto era in campo in una delle pagine più buie, intanto poi il gioco di Michele Balsamo, diciamo una delle pagine più buie del calcio palermitano recente, ovvero sia la retrocessione in Serie C2 del 97 con la Battipaiese, guidata in difesa proprio da Rosario Bennardo, che è reduce dall'esperienza lo scorso anno in eccellenza sulla panchina del Monreale, sta provando a intraprendere questa strada. E il figlio sta provando a seguire le orme del padre, quantomeno nel ruolo. Vedremo se anche in carriera riuscirà a fare come o magari anche meglio del suo predecessore. Eccolo qua, Bennardo che serve corda per controllo non perfetto da parte di Pietro Lacorte, e allora si ripartirà con un fallo laterale in favore della Cus. Pochissime le emozioni fin qui dopo 9 minuti di gioco, con il Palermo che ancora non ha trovato l'accelerazione giusta. Vediamo se la trova qui con Giarraffa, chiude però bene lo piccolo, il cui disimpegno però non è perfetto. Allora Giarraffa ai 30 metri prova a liberarsi, chiude però bene Manuel Turci. Vitale, tocco per corda, rispedito indietro il suo servizio, allora può andare Moglie, servizio in avanti sbagliato, chiede subito scusa a Romano, poi di testa lo piccolo, vediamo se arriva Santoro, anticipato però da Puccio. Fallo laterale per i ragazzi di Chiappara, che passeggia nervosamente davanti alla sua panchina, continua a dare indicazioni, la carica anche dall'altra parte da parte di mister Perrone. Qui intanto chiude bene Turci su Giarraffa, poi colpo di testa di Francesco Balsamo, è rimasto giù Catanese. I giocatori del Palermo mettono fuori il pallone per consentire le cure a Gabriele Catanese. Si rialza centrocampista dei giallo-rossoneri, e allora Palermo Cus Palermo che restituirà il pallone. Partita che attende ancora la sua prima fiammata. Francesco Balsamo interviene lo piccolo con ordine, poi ancora una volta disimpegno un po' complicato, continua a lottare, però alla fine Vitale prende palla, allarga sulla destra su Pietro Lacorte che può andare in 1 contro 1, lo attende Casisa. Lacorte va via sulla destra, riesce a entrare anche in area, può mettere al centro il pallone che viene deviato e praticamente manda fuori causa Giarraffa. Cus che ancora una volta costretto a liberare l'area in qualche modo, complice anche l'ottimo pressing da parte del Palermo. Qui Giacalone con rinvio che però trova il piede di Lacorte, poi Moglie di testa allontana Bennardo anticipando anche il suo portiere. È comunque efficace la sua giocata, poi passa in qualche modo la palla di Greco e allora cerca di uscire palla al piede del Palermo con Giarraffa. Giarraffa fermato da Billeci e poi Vitrano, poi di sorpresa Cristian Lacorte si scusa con lui e palla che si perde per un fallo laterale in favore del Palermo, già battuto verso Michele Balsamo. Il tocco di Michele Balsamo è sbagliato, là prova a ripartire il Cus Palermo con Moglie, fermato però dall'intervento di Sciortino. Bennardo servito da Giacalone. Ricordo, come avete visto anche in sovraimpressione in avvio di questa diretta, di continuare a seguire Sportisili sui profili social Facebook, Instagram, Twitter, mentre qui intanto l'uscita da parte di Anzalone a ridosso della linea dell'area di rigore. Iscrivetevi ovviamente anche al canale YouTube per restare sempre nel vivo dell'azione. Oggi non mancheranno gli appuntamenti in live per quanto riguarda il calcio senior, per così dire.
Saremo allo stadio comunale di Marineo per la sfida valida per il campionato di promozione girone B di fronte a Città di Casteldaccia e Castelluccese. Siamo attualmente in live anche dal centro sportivo Pisani per la sfida tra Academy Ribolla e FC Galilei, valido per il campionato provinciale giovanissimi under 14, unanimemente quella dell'Academy Ribolla, di cui siamo lieti di vantare questa collaborazione avviata la scorsa settimana, intanto con la formazione under 14 che sta dominando il suo girone. Qui intanto Pietro Lacorte non arriva sul pallone. Ricordo anche domani la sfida tra TF e Monreale, valida per il campionato regionale juniores per il girone B, con la squadra di Mister Di Gaetano che cerca di proseguire sulla falsariga nelle ultime 3 partite, in cui sono arrivate 3 rotonde vittorie. Ma intanto torniamo a concentrarci su questa partita con la palla per Romano che allunga la falcata, in seguito a Shortino. Ancora la palla messa in mezzo, calcio d'angolo, anzi il tocco di Bernardo. Primo calcio d'angolo della partita alle soglie del quarto d'ora, ed è per il Cus Palermo, che sta giocando con coraggio, forte ovviamente anche del ricordo dell'ultima gara giocata in casa che ho già menzionato in presentazione di match, ovvero sia quella pareggiata in rimonta contro la Team Calcio. Intanto occhio al calcio d'angolo che rimane sul primo palo molto corto, poi la sfera arriva a Moglie che prova a girarla di prima ma la svirgola. A vuoto qui già Raffa in ripiegamento difensivo, riesce comunque a liberare, poi Billeci al duello con Vitale, alla meglio il numero 10 di casa, che però non riesce a gestire il pallone. Michele Balsamo riesce ad evitare lo piccolo, poi arriva Catanese in aiuto, per un attimo rallenta la corsa del numero 11 Rosa, che poi alza la testa, cambia gioco su Pietro Lacorte che anticipa Casisa. Lacorte antu per tu con Anzalone che è bravissimo in uscita a togliergli la luce per il tiro. È comunque la prima occasione di una certa importanza per il Palermo. Palermo guadagna anche un calcio d'angolo, che è il primo per i Rosa, che sono reduci, ricordo, dal 6-0 con cui hanno superato il Gonzaga tra le mura amiche al centro sportivo Santo Canale di Palermo. Cus che la scorsa settimana non ha giocato. Palermo che, ricordo, ha vinto 17 partite su 18, considerando questa ovviamente come gara però ancora in corso, la 18ª gara giocata dai rosanero. Questa è la 19ª giornata, tutte le squadre hanno già osservato almeno un turno di riposo. Intanto qui c'è il fallo da parte di Billeci, calcio di punizione. Cus Palermo che invece ha iniziato la giornata con 22 punti in cascina in 17 partite. La zona playoff dista 10 punti, un po' lontana. Resta però il buon percorso di crescita della squadra allenata da Mister Perrone. Quando ci avviciniamo anche alla metà del primo tempo, nel corso del 18° minuto, qui a vuoto la corte, poi Shortino, la palla rimbalza, arriva dalle parti proprio di Shortino, dopo il tocco di Bernardo, la chiusura della difesa del Cus Palermo con Turci che spazza via. Arriva per primo Romano, poi Catanese l'allarga, ma è troppo forte il suo passaggio per lo piccolo. Allora si riparte con un fallo laterale per il Palermo, in particolare per Puccio. Vitale, intercettato da Moglie, poi Lacorte. Arriva per primo Cristian Lacorte, pressato da Vitale che gli porta via la palla con un fallo, secondo il direttore di gara.
La palla messa a disposizione di Billeci che la mette giù. Proverà ad andare lungo il numero 10 del CUS. Fischia l'arbitro. Billeci mette in mezzo il pallone, la tocca forse con una mano Moia, l'arbitro lascia correre considerando forse involontario il tocco. Poi allontana Shortino. Lo piccolo per la rimessa con le mani. Viene incontro Romano, viene incontro Moia, la palla è per il numero 7 che viene però anticipato. Poi colpo di testa di Vitale, palla che si perde ancora in fallo laterale davanti alla panchina del Palermo. Billeci lascia l'incombenza della battuta allo piccolo. Moie con la sponda per Catanese che parte con un pizzico di ritardo, lo brucia Corda che accelera. Ancora Corda, fermato però dall'intervento di Cristian Lacorta che poi insegue la palla, sempre al duello con il suo ex compagno di squadra che conserva e guadagna il fallo laterale. Francesco Balsamo. Ricomincia da Shortino. Shortino con la palla lunga su Puccio, il quale salta lo piccolo. Puccio mette in mezzo Turci. Con calma, in fallo laterale. Vediamo che il Palermo, come di consueto, come è naturale che sia, per una squadra professionistica, porta anche una formazione nel campionato nazionale di categoria. Quindi conferma anche l'ottimo lavoro svolto dal settore giovanile. Il settore giovanile fino allo scorso anno guidato da Leandro Rinaudo, poi con la promozione a direttore sportivo della prima squadra del dirigente palermitano. La direzione è passata nelle mani di Erion Bogdani. Qui intanto la chiusura provvidenziale da parte di Catanese, il ripiegamento difensivo, anzi di Billeci, il ripiegamento difensivo, concede solo un fallo laterale al Palermo. Qui con Puccio di testa Giarraffa, arriva prima Billeci su Vitale, poi Turci allontana ancora una volta senza Fronzoli, viene fuori Francesco Balsamo, chiude lo piccolo, c'è spazio allora per la ripartenza di Lacorte, allunga la falcata il numero 8 inseguito da Corda, allora viene a più saggi consigli e scarica sul Romano, il quale lancia lungo, troppo lungo per tutti. E allora la sfera che arriva comoda dalle parti di Giacalone. Qui recupera palla Moie. Moie resiste ancora Moie, la palla per la Corte che va alla conclusione col sinistro. Palla che si perde sopra la traversa. Questo è il primo tentativo di una certa rilevanza per il Palermo. Vai Turci, vai lo piccolo, vai Vitrano, vai Casisa. Riprende a palleggiare dalle retrovie il Palermo. Poi Pietro Lacorte prende il centro il numero 7, poi allarga dalle parti di Michele Balsamo, fa a puntare lo piccolo, ancora Michele Balsamo costretto a tornare sui suoi passi, palla indietro su Francesco Balsamo, zona tiro per lui, infatti ci prova, c'è una deviazione che favorisce Vitale, a tu per tu con Anzalone, Vitale segna il gol dell'1-0, sblocca la partita il Palermo. 22:30 sul cronometro, la firma è del numero 10, ovvero Vitale. Battuto Anzalone, conclusione di Balsamo deviata, deviazione beffarda qui per il CUS. E Vitale da pochi passi ha avuto tutto il tempo di controllare e battere a rete per il gol che sblocca l'incontro a 12
dalla fine del primo tempo. Qui intanto attenzione con la pressione su Turci, raddoppiato, guadagna calcio di punizione il centrale del KUS. I prossimi minuti saranno molto importanti per la squadra di Perrone. Necessario mostrare una reazione, anche perché squadre come il Palermo non ti lasciano scampo. Qui intanto Pietro Lacorte prova a correre, viene fermato da Billeci, poi Casisa, lungolinea, va da Romano, prova ad arrivare anche Moglie che anticipa Bernardo, il quale poi col tacco in qualche modo lo anticipa. Shortino allarga per Puccio che ha metri da prendere palla al piede. Avanza il terzino, palla lungolinea verso Vitale che corre contro Turci, il quale lo ferma. In fallo laterale chiede in maniera timida e anche vana il possesso del pallone, possesso che sarà a disposizione del Palermo con una rimessa. Anzi, il direttore di gara ha concesso calcio d'angolo, quindi secondo tiro dalla bandierina per il Palermo. Se ne occuperà proprio l'autore del gol, Riccardo Vitale. Fischia l'arbitro per far riprendere il gioco quando siamo alle soglie degli ultimi 10 minuti. Chiama lo schema Vitale, pallone sul primo palo, smanaccia bene Anzalone, la palla rimane lì, c'è il tentativo da parte di Michele Balsamo e la rete del 2-0 per il Palermo. Ancora una volta una mischia, una deviazione favorisce il Palermo che raddoppia con Michele Balsamo. È 1-2 che rischia di diventare micidiale e decisivo per le sorti della partita. Protesta il KUS per un mancato fischio sull'uscita di Anzalone. Direttore di gara inflessibile. In certo senso raramente arrivano fischi su queste uscite, soprattutto se il direttore di gara interpreta che chi eventualmente si è scontrato con Anzalone era alla ricerca del pallone, non alla ricerca del contatto con il proprio avversario diretto. E allora 26 minuti quasi terminati, quindi 9 più eventuale recupero alla fine del primo tempo, e Palermo che nel giro di 3 minuti ha scavato il solco sul KUS. Ancora possesso per la squadra di Chiappara con Vitale. Francesco Balsamo, il tocco intercettato da Cristian Lacorte, poi scivola Moglie, allora Francesco Balsamo può tornare sul pallone. Puccio torna dal suo numero 4, pressato da Moglie, poi arriva Shortino, il quale con la finta di corpo riesce a guadagnare il tempo e lo spazio per servire all'indietro Giacalone. Rinvio brutto da parte del portiere del Palermo. Bernardo anticipato da Moglie, gioco pericoloso, punizione per il KUS, probabilmente punizione indiretta per la squadra di Perrone. Direttore di gara che non ha ancora alzato il braccio, a dire la verità, quindi da capire quale sarà la scelta del direttore di gara. Tanto vi ricordo, come fatto anche in precedenza, attualmente in corso al centro sportivo Pisani anche la sfida per il campionato provinciale Under 14 tra Academy Ribolla ed FC Galilei, naturalmente sul nostro canale YouTube, dove poi troverete anche gli highlights di queste due sfide, oltre a quelli delle gare, delle altre gare che verranno seguite dalle nostre telecamere anche domani pomeriggio. Ma intanto concentriamoci su questo calcio di punizione piazzato per il KUS Palermo, con Vitrano sulla palla. Fischia l'arbitro. La rincorsa di Vitrano che scavalca la barriera, la palla sopra la traversa, ci ha provato il capitano del KUS, inclusione però imprecisa.
7 minuti alla fine del primo tempo. Giacalone alza il pressing, il Cus. Shortino con Vitrano che lo insegue, palla per Bernardo che può prendere spazio, inseguito da Moie. Poi Greco non riesce a tenerla in campo, allora a buon gioco il Cus con questa pressione alta sul palleggio dal basso del Palermo. Con le mani allora Casisa attende compagni da servire, cerca Romano che prova a palleggiare, raddoppiato il numero 7, direttore di gara che non lo premia con il fischio a suo favore. Poi a vuoto Turci e palla per Michele Balsamo. Il servizio per Pietro Lacorte, il quale va lungo linea subito da Giarraffa, pallone impreciso, arriva Anzalone che poi rimette subito in gioco per Manuel Turci. La palla recuperata da Vitale con il fallo. Secondo l'arbitro fischio in favore di Catanese. La battuta verso Santoro, anticipato all'intervento di Puccio. Poi prova a correre Vitale, lo ferma Billeci. Billeci però subito stoppato da Corda, il quale la gioca in avanti. Tiene il pallone in campo Michele Balsamo, poi lo piccolo lo chiude ed esce palla al piede anche il numero 2 del Cus Palermo. Moie sponda subito per la Corte, di prima per Santoro. Giocata che, se fosse arrivata forse con un pizzico di ritardo, avrebbe premiato la corsa dell'ala destra giallo-rossonera. Invece riparte dalle retrovie, palla al piede del Palermo con Giacalone che ancora una volta non riesce a trovare compagni. A vuoto però Casisa, il pallone però a disposizione della squadra di casa con Vitrano. Lancio lungo, non arriva Romano per l'ottima chiusura di Bernardo. Poi Corda affrontato da Billeci. Francesco Balsamo prova a correre, testa alta e fronte alla porta il numero 4, palla in profondità per Giarraffa che prova ad arrivare prima di Turci, lo anticipa Giarraffa. Conclusione fuori con la deviazione di Turci, calcio d'angolo, il terzo per il Palermo, dopo che il Cus aveva battuto il primo corner della partita. Si avvia passo lento Vitale alla battuta. Si fa incontro anche Puccio per un'eventuale battuta col sinistro, battuta che però non arriva perché c'è Vitale che mette al centro questa palla lenta. Arriva Bernardo che non riesce a girare verso la porta. Allora Catanese cerca Billeci lungo linea di prima su Romano che prova a passare su Greco, allunga la falcata l'ala sinistra del Cus, arriva però in soccorso del suo compagno Francesco Balsamo che appoggia a Giacalone. Shortino trova spazio per servire Vitale, poi di prima il servizio per Puccio. Michele Balsamo, Vitale, spazio per Corda che può avanzare, guarda anche la porta del numero 8, la cerca con il destro, palla fuori, tentativo da parte di Carmelo Corda, però non trova lo specchio della porta difesa da Anzalone, il quale riparte con i suoi compagni della difesa. Poi Santoro, ultimi 3 del primo tempo, Santoro va a lungo, a vuoto Shortino, Moie però non può arrivare. E allora palla che arriva presto dalle parti di Giacalone. Francesco Balsamo lungo, lo piccolo questa volta intercetta, ma c'è Vitale, ancora lo piccolo a sporcare il pallone. Poi Turci riesce a servire Santoro, chiude Vitale in fallo laterale. Fin qui decisivi il 10 e l'11 a disposizione di Emanuele Chiappara, che ricordo ancora una volta, come fatto abbondantemente durante il Memorial Carmelo Bongiorno, tornato del settore giovanile del Palermo, per lui una fugace esperienza anche nel calcio dei grandi della stagione 2019-2020, poi interrotta
per il lockdown sulla panchina della Don Carlo Misilmeri. Qui intanto avanza la corte, intercetta però Turci. Dall'altra parte la corsa di Romano, 3 contro 4, la ripartenza del Cus con Romano che fa forse qualche tocco di troppo, prova a passare su Bernardo che però ne chiude d'uscita palla al piede. Ultimi 90 secondi del primo tempo controllato, va detto, dal Palermo, che ha accelerato quando ne ha trovato la possibilità. Mentre qui Shortino si libera facilmente di un avversario, poi arriva Catanese che va anche a pressare sugli altri giocatori del Palermo, però riesce ad uscire bene palla al piede la squadra di Chiappara, che avanza con Vitale, chiude Billeci, tutto ok per l'arbitro, allora può avanzare Billeci. Catanese, tocco per Santoro, Santoro cerca compagni, poi cambia passo, evita Puccio, tocco centrale per Moia, buona azione qui del Cus, Moia però manca nel controllo e fa sfumare tutto, poi butta via il pallone Corda. Cus che riparte direttamente dal fallo laterale in zona difensiva. Aveva costruito una buona trama in questo caso sul lato destro, un eventuale controllo riuscito da parte di Moia avrebbe dato forse possibilità di andare a calciare. Qui intanto di testa Shortino, la palla che rimane in campo in maniera anche un po' misteriosa, poi alla fine guadagna la rimessa il Cus Palermo con Lo Piccolo quando siamo prossimi allo scadere del 35esimo. Batte lungo Lo Piccolo, intercetta Shortino, poi Turci, ma per l'arbitro basta così. Per il primo tempo finisce con il parziale di 2-0 in favore del Palermo, tutto tra il 22esimo e il 25esimo. Il vantaggio firmato da Vitale, raddoppio sui sviluppi di un calcio d'angolo da parte di Michele Balsamo. Rosanero in controllo della partita, Cus che sta provando ad uscire, vedremo anche quale sarà l'approccio al secondo tempo. Intanto noi qui dal centro universitario sportivo di Palermo restiamo in diretta, mandiamo alcuni contributi dagli altri campi coperti da Sportisili, poi torniamo per il secondo tempo di Cus Palermo contro Palermo. Stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo, 17ª giornata del girone A di eccellenza, secondo turno del girone di ritorno che vede di fronte la Mazzarese di mister Iacono, fuori per squalifica dopo il rosso rimediato sul campo dell'Enna 7 giorni fa, e la Don Carlo Misilmeri di mister Salvatore Aronica, che cerca ancora i primi punti da tecnico dei biancorossi dopo il KO della scorsa settimana contro la Pro Favara. Si parte con la formazione in maglia nera che attacca con Ogbebor, conclusione respinta con i piedi da Marco Moschella, prima da titolare per lui appena arrivato dalla Licata. Calcio di punizione per la Don Carlo, colpo di testa di Colombatti, pallone sul fondo per il primo tentativo della squadra di Aronica, e qui si difende sugli sviluppi di un calciangolo. Ancora Ogbebor alla battuta, Frisella ripropone, la palla viene allontanata sui piedi di Erbini che calcia col sinistro, la palla scende ma poi non trova la porta. Occasionissima qui per la Don Carlo, angolo di Lonigro, la sponda di Costantino, non c'è nessuno pronto sul secondo palo, può allontanare la difesa della Mazzarese che qui si salva. 40esimo minuto, 5 alla fine più recupero del primo tempo, calcio di punizione, Alessio Lonigro che prende il posto di Concialdi squalificato alla battuta dei calci piazzati, nulla di che purtroppo. Poi 4,5 nel corso del secondo tempo, altro piazzato per la Mazzarese, questa volta va Ogbebor, palla sopra, la traversa a Moschella che controlla la situazione. Poi 10 minuti e 50 secondi, Ambro viene letteralmente mangiato dall'indiavolato russo che mette in movimento Lettieri, il quale a sua volta lancia Mario Secan, il grande ex a tu per tu con Moschella che lo ipnotizza ma non può nulla sul tapin vincente di Lettieri, che porta dopo 11 minuti di gioco la Mazzarese in vantaggio. Esplode il pubblico del Nino Vaccara per un gol molto importante nell'economia della partita. Grande equilibrio interrotto dall'uomo scelto da Iacono per sostituire almeno dal primo minuto Perrone. Poi si lancia in avanti alla ricerca del pareggio la Don Carlo Misilmeri, qui la palla messa dalla tre quarti di Pellegrino per lo Gerfo che anticipa un Furnari totalmente a vuoto, ma la palla si perde fuori. Poi dall'altra parte Secan prova ad accendere il motore, atteso da Costantino, la palla scaricata indietro per Erbini, palla fuori
ad un passo al 2-0 la Mazzarese, che poi dovrà difendersi in maniera strenua per tutto il secondo tempo. Calcio di punizione, ancora Lo Nigro a battere la soluzione sul secondo palo, colpo di testa, il volo di Furnari a negare il pareggio alla Don Carlo. Ma passano 4 minuti, calcio d'angolo, pallone allontanato dalla difesa della Mazzarese sui piedi di Lucera, entrato in campo nella ripresa. Il pallone messo bene sul secondo palo, c'è una sponda, poi c'è l'altro colpo di testa di Costantino per Vincenzo Manfrè, che in rovesciata batte Furnari, lo ipnotizza, lo pietrifica sulla linea di porta. Gol di Vincenzo Manfrè, 1-1, pareggio meritato per la Don Carlo, che avrebbe anche 20 minuti più recupero per provare a sorpassare. Ci prova con tutte le sue forze, anche se qui si espone alla ripartenza della Mazzarese con Secan che propone al centro, la palla arriva a Okbepor sul secondo palo, conclusione di sinistro alta sopra la traversa, e allora si rifionda in avanti la Don Carlo proprio sul ribaltamento di fronte con Lucera che punta Russo, lo salta, mette al centro a trovare Cerniglia, anche lui è entrato dalla panchina, mette fuori Giardina sulla linea. Occasioni da una parte e dall'altra, Quisino con l'apertura rischiosa ma efficace su Fricano che scende sulla destra, può proporre il cross sul secondo palo, c'è Lucera, conclusione beffarda che però viene messa in calcio d'angolo da Furnari, scatenato il portiere della Mazzarese che un paio di minuti dopo deve ancora difendere i suoi pali. Qui Manfrè non riesce a intervenire, la palla arriva a Cerigna, conclusione ancora di controbalzo, ancora Furnari a dire di no, a 10 dalla fine al capitano della Don Carlo. Arriviamo al 90° scaduto con Lucera che cerca spazio per liberare il cross, per costretto ad andare indietro da Africano, il cross, il colpo di testa, per la palla arriva ancora a Cerniglia, questa volta conclusione strozzata che si perde fuori al 4° minuto di recupero. Ultima occasione per la Don Carlo col calcio d'angolo, anzi calcio di punizione ovviamente, di Lo Nigro per Colombatti, colpo di testa alto, non riesce, quanto accaduto a Casteldaccia sugli stessi sviluppi. Poi l'ultimo tentativo dopo 8 minuti e mezzo di recupero non riesce, l'aggancio a Raimondo Lucera, si spengono qui le speranze della Don Carlo che comunque sblocca il suo tabellino e quello di Mister Aronica pareggiando a Mazzara. Da Sportisili è tutto, alla prossima! La domanda è quando si fermeranno in un cammino iniziato perfettamente e che si sta confermando così. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geracci, benvenuti al centro universitario sportivo di Palermo e CUS Palermo Valderice, 15ª giornata del girone A del campionato Under 17 siciliano. C'è Fontana che chiama lo schema. Eccolo il suo pallone, secondo palo, coordinazione, secondo palo, colpo di testa, il gol del CUS Palermo con Giuseppe Aiello che sblocca il match al 41esimo. Sponda interessante di Fontana, il pallone rimbalza, c'è il tocco di Ruvolo con il pallone che finisce in rete, leggero ma efficace, il raddoppio. Randazzo, Piazzese, cross, colpo di testa con il pallone regalato a Fontana, il gol del 3-0. C'è stata una deviazione, CUS Palermo che senza problemi fa tris a negare il desiderio del gol ad Alongi. Lancio lungo, Piazzese al solito in area, Piazzese si accentra, lascia tutto per Ramacca che con la finta e poi con il tiro mette dentro il gol del 4-0, entrato dalla panchina Giacinto Ramacca. La battuta in mezzo, colpo di testa sul palo e il pallone che poi entra. Il gol di Aiello, non è un attaccante, salva dal fondo. Liga, scambio con Chiarello, ancora Liga, il tiro potente verso la porta, segna anche Liga, anche lui dalla panchina. Pallone profondo, Piazzese, sinistro al volo, sul secondo palo. Eccolo qui il gol per Piazzese che si è dato da fare per tutta la partita.
Pallone largo, c'è il controllo e il tiro al volo, pallone che capita davanti la porta, Chiarello segna così il gol dell'8-0. Eccolo qui, il triplice fischio ufficiale, l'8-0 del CUS Palermo sul Valderice. Pronti per l'inizio del secondo tempo tra il CUS Palermo ed il Palermo, primo tempo che si è concluso con il punteggio di 2-0 in favore della formazione ospite guidata da mister Emanuele Chiappara. Ricordo i marcatori: al 22esimo Vitale e al 25esimo Michele Balsamo. Non sembrano esserci stati cambi tra le due squadre dopo i primi 35 minuti di gioco. Due squadre che si avviano a disputare la ripresa con gli stessi effettivi che hanno iniziato e concluso la prima frazione
pronti per l'inizio della ripresa col primo pallone affidato al Palermo, che dà il via alla ripresa. Qui Romano ha già recuperato il pallone, ma glielo porta via Greco. Giarraffa. Poi servizio in avanti ancora per Greco, che si butta in area. Greco chiuso da Turci. Calcio d'angolo per il Palermo, il numero 4 in favore della formazione rosanero. Allora, prima io mi ricordo a fare compiti. A batterlo Vitale, autore, ricordo, del primo gol al 23esimo minuto. Non è che spiove fuori dall'area di rigore. Controllo da parte di Corda, fermato però da Vitrano. Vitrano che poi va a inseguire anche Puccio. Servizio per Corda che è in posizione regolare, lo piccolo lo chiude, non si fida di farla scorrere oltre la linea di fondo, concede di fatto un fallo laterale al Palermo. Qui pallone che non viene gestito dal Cus, lo calcia lungo Shortino, interviene Turci in qualche modo, poi ancora Palermo in possesso nella metà campo, anzi a ridosso dell'area di rigore del Cus, con Vitale fermato. L'intervento di Cristian Lacorte, ma ancora Rosanero in possesso, fase un po' complicata per il Cus che non riesce a uscire. Qui Pietro Lacorte va via sulla destra, entra in area, prova a dribblare anche l'ultimo avversario. Si tratta di Billesi che però lo chiude. Allora prova ad uscire, questa volta palla al piede il Cus Palermo con l'avanzata di Casisa che attende il movimento dei compagni. Serve per vie centrali Romano, fermato. L'intervento di Francesco Balsamo. Shortino porta su il pallone, palla al piede. Michele Balsamo prende il centro, l'appoggio per Pietro Lacorte, limite dell'area, servizio all'interno dell'area per Corda che spiazza Anzalone, ma non trova la porta. Occasionissima per lo 0-3, sprecata però dall'ex di turno. Turci, palla per lo piccolo che sventaglia in avanti, non arriva Moglie perché c'è il solito puntuale Shortino. Poi Moglie va a lottare, ma c'è il fallo, forse commesso in precedenza da Catanese. Comunque le squadre hanno ripreso, come dicevo prima, con gli stessi effettivi della prima frazione, quindi con il Cus che schiera Anzalone in porta, linea difensiva con lo piccolo a destra, Casisa a sinistra, i centrali sono Vitrano e Turci, in mezzo al campo Lacorte con Billeci e Catanese, in avanti Moie supportato da Romano e Santoro. Dall'altra parte il Palermo con Giacalone in porta, a destra gioca Greco, a sinistra gioca Puccio, centrali sono Bennardo e Shortino, in mezzo al campo Corda con Francesco Balsamo, mentre gioca più sulla tre quarti Vitale, punta centrale Giarraffa, a destra Pietro Lacorte, a sinistra Michele Balsamo. Termine di questa azione procederò anche alla lettura delle due panchine. Intanto attenzione al Palermo che attacca, chiude però Billeci, poi può avanzare Cristian Lacorte, la palla sulla corsa di Romano che può prendere campo, inseguito da Greco, allunga la falcata Romano, chiude Bernardo in fallo laterale. Allora le panchine, partendo da quella del Cus che ha a disposizione il secondo portiere Bozzotta, poi D'Antoni, Vetrano, Caccem, Spataro e Guzzo. Dall'altra parte il secondo portiere del Palermo è Schiera, che porta in panchina anche in ordine numerico Milazzo, Aurilio, Mantegna, Mucera, Greco, Ingrassia, Giordano e Pipito. Già pronto un cambio, proprio Vetrano, come vedete anche sullo sfondo con la maglia numero 14, attende il suo turno.
Moglie prova a partire, qui scivola però Catanese. Allora Vitale per il Palermo, allarga a sinistra per l'avanzata da parte di Puccio. Michele Balsamo prova ad andare sulla sinistra, intervento di Lo Piccolo, ancora Michele Balsamo a tenere il pallone. Francesco Balsamo cambia fronte, un po' rischioso questo passaggio che infatti finisce dai piedi ai giocatori del CUS, con Romano che porta palla, sovrappone la corte, il pallone è proprio per la corsa del numero 8 che però in velocità viene bruciato da Greco. Azione che sfuma, il Palermo che prova a ripartire. Queste cose per il momento, a proposito di questioni climatiche, invece viene risparmiata la pioggia, che invece è stata grande protagonista in questi giorni in città. Questa comunque è una temperatura decisamente invernale. Con anche un po' di vento che si sta alzando. Intanto il cambio nel CUS Palermo, esce Catanese ed entra al suo posto Vetrano, cambio decisamente a trazione anteriore per Mister Perrone. A questo punto va all-in per l'ingresso di un'altra punta, con l'uscita di quello che finora ha fatto da interditore tra difesa e centrocampo, e con l'abbassamento in linea mediana di Kevin Moglie, che nel suo percorso al CUS Palermo, partendo sia dagli under 14 che dagli under 15, ha ricoperto praticamente tutti i ruoli. Fatto il terzino, ha fatto il centrale, chiaramente forte di una presenza fisica sicuramente di buon livello. Poi si è giustamente stabilito come punta. Intanto conclusione alta da parte di Pietro Lacorte, vicino alla traversa e vicino anche allo 0-3. Intanto palla già recuperata dal Palermo con Sciortino, poi Corda prova a vincere il duello con Billeci, subentra nell'azione ancora Sciortino che dà una mano in fase offensiva. Pietro Lacorte sterza, poi passaggio centrale intercettato, Giarraffa prova a chiudere ma è il CUS che cerca invece di uscire con l'avanzata di Casisa, prova a passare il via centrale ma viene fermato. Senti, forse poca convinzione nell'uscita palla al piede da parte dei ragazzi di Perrone, qui devono difendersi da Pietro Lacorte. Duello con Romano, ancora Lacorte, prova a passare, ci riesce ma subisce fallo a ridosso della linea dell'area di rigore. Sarà una punizione molto vicina. Punizione con Vitale che la mette tesa in mezzo e arriva la rete di Corda, rete del 3-0, e dunque arriva la marcatura del giocatore ex CUS Palermo che è sotto porta con questo cross teso e difficile da leggere da parte di Vitale. Porta a 3 la marcatura del Palermo. Guarda che neanche il tempo di uscire, neanche il tempo di segnare, scusate, già lascia il campo, entra Pipito al suo posto. Bravo Melo. Bravo Melo. C'è anche l'ingresso di Mantegna
ad uscire è Michele Balsamo. Adesso si ridisegna il Palermo perché Pipitò va a completare il tridente con Pietro Lacorte e con Giarraffa, mentre Mantegna si va a mettere a centrocampo. Subito Pipitò a recuperare un buon pallone, il classe 2010, occhio a lui che ha fatto sfracelli nel Memorial Buongiorno, compresa una doppietta nella finalissima contro l'Academy Panormus. Giocatore classe 2010, quindi addirittura un anno sotto età rispetto ai suoi compagni di squadra e ai suoi avversari. Calcio di punizione, se ne incarica proprio Pipitò che cerca la porta, non la trova. In realtà Anzalone, per non saperne leggere né scrivere, blocca il pallone che era destinato oltre la linea di fondo. Intanto se ne sono andati i primi 11 minuti di questo secondo tempo. Palermo che ha da poco aumentato ulteriormente il gap con il gol dell'ex di Carmelo Colla. Qui Vetrano anticipato da Bernardo dopo l'imbeccata tentata da Vitrano. Mantegna avanzata del centrocampista a disposizione di Mister Chiappara che tocca largo su Pipitò a vuoto. Qui Casisa ma toglie un tempo di gioco al suo avversario, era comunque in fuorigioco, in questo caso Giuseppe Pipitò. Allora calcio di punizione per il Cus Palermo con Anzalone che scambia con i compagni. Palla rischiosa questa di Billeci per Turci che riesce però a disimpegnare molto bene su Lo Piccolo. Sbagliato il tocco del terzino, allora esce palla al piede Shortino che cerca di correre, lo aspetta al varco Turci, il quale con calma mette il pallone in fallo laterale. Intanto l'avanzata di Giarraffa in area di rigore, Pipitò non riesce a calciare bene, poi arriva sulla ribattuta, sempre Pipitò, Anzalone lo rallenta, poi palla dentro, il tacco di Giarraffa, chiude Turci a negare lo 0-4 al Palermo. Tanto Francesco Balsamo cerca il break per vie centrali, poi palla sulla corsa di Giarraffa, chiude Turci, palla in calcio d'angolo, corner numero 5 per il Palermo che qualche secondo fa ha sfiorato Pipitò al limite dell'area, cerca il sinistro, la palla scende tardi. Qui ancora una palla recuperata dal Palermo, sempre con Pipitò che sta cercando di entrare in partita alla sua maniera, viene fermato però da Vitrano. Rimessa per il Palermo, cambio però non corretta la battuta secondo il direttore di gara da parte di Greco. Romano prova a passare, viene fermato da Greco che prova a riprendersi il pallone. Bernardo per Shortino. C'è un cambio, intanto almeno questa è stata la richiesta. Sì, arriva il turno di Bozzotta con questa fetta tra i pali, esce Anzalone.
Se ne sono andati intanto i primi 15 minuti, quasi 16 della prima frazione. Direttore di gara che ferma di nuovo il gioco, doppio cambio nel Palermo, sono pronti Milazzo e Ingrassia. Va fuori Bernardo per fare posto a Milazzo e va fuori anche Pietro Lacorte. Dentro dunque il numero 18 Ingrassia che completa il tridente con Pipitò e con Giarraffa. Casisa intercetta senza problemi Greco che poi la gira su Pipito, lungolinea a mettere in movimento proprio il nuovo entrato Mantegna, da questi a Vitale, l'anticipo da parte di Tucci. Vitrano, ancora Pipito sulla palla, lo ferma questa volta la Corte, poi alimenta l'azione Billeci che serve Romano, il quale non riesce ad andare in corsa, costretto a rallentare, palla in fallo laterale per il Cus. Rimessa battuta da Casisa, prova Romano per la palla in avanti, facile la lettura qui per Giacalone. C'è un fallo ai danni di Ingrassia. Punizione sulla palla, c'è Vitale, porta comunque 4 elementi in area il Palermo, con Vitale che batte verso l'area di rigore, la sfiora Sciortino e la palla che finisce in rete, probabilmente una deviazione dopo il tentativo da parte di Sciortino e palla che si perde in fondo al sacco per il quarto gol da parte del Palermo. Partita che si indirizza ancora di più verso i colori rosanero. Il Palermo che si avvia dunque verso la vittoria numero 18 in altrettante partite. Che sarebbe stata una sfida non equilibrata, lo si sapeva già a ben vedere la classifica. Intanto palla stupenda di Pipito per Ingrassia, direttore di gara qui fischia un fuorigioco, però resta la grande giocata di Manuel Pipito. Sciortino intanto recupera palla, servizio per Giarraffa, corre sulla banda Pipito, il tacco a servire Vitale, 5-0, grande azione qui e Palermo che adesso si diverte e diverte con la rete realizzata da Vitale, doppietta per lui. Gran gol questo realizzato dai ragazzi di Chiappara che adesso giocano letteralmente sul velluto. A giro dunque di poco più di un minuto, altri 2 gol per arrotondare ulteriormente il parziale. Intanto 3 cambi per Chiappara che adesso amplia le rotazioni. Dall'altra parte è entrato D'Antoni al posto di Casisa. Ci sono gli ingressi di Lucio Greco che prende il posto di Riccardo Greco. E
esce Francesco Balsamo ed entra Aurilio, esce Vitale, autore dell'ultimo gol. Al suo posto dentro Mucera. Ultimi 14 minuti più recupero. Rete del 5-0 arrivata circa un minuto fa, prima dei cambi. Qui intanto Pipito cerca di andare via, lo chiude questa volta Billeci. Lo Piccolo fermato, allora Pipito può andare, ma ancora una volta intercetta Cristian Billeci. Santoro, passaggio lungolinea a cercare Vetrano, ma chiude la difesa del Palermo. Mantegna, passaggio sbagliato anche da parte sua, allora Moie, l'intervento di Puccio. Lo portare sul pallone Ingrassia, il tocco per la corsa di Pipito, lo aspetta lì Turci che mette in fallo laterale. Tanto l'avanzata da parte di Milazzo, servizio lungo per Giarraffa, manca praticamente solo lui nel tabellino. Qui intanto corre Moie, Vitrano cerca la palla per Vetrano che viene per anticipato da Shortino, diventato capitano dopo l'uscita di Vitale. Santoro trattenuto, punizione. Tanto movimento in panchina tra gli ultimi ragazzi del CUS. E ancora devono effettuare l'ingresso in campo. Kaccem sembra quello più pronto. Già svestito la felpa, probabilmente pronto ad entrare alla prossima interruzione. Anche Guzzo e Spataro pronti. Tanto la punizione con il servizio corto per Santoro fermato dall'intervento di Ingrassia. Aspetta, Samuel. C'è l'avanzata adesso sulla fascia sinistra da parte di Shortino, passaggio intercettato da Lo Piccolo. Lo Piccolo fermato a propria volta, scontro con un avversario, punizione in favore del CUS Palermo. Tanto pallone lungo, Turci. La palla messa in mezzo, la chiusura, poi Romano fermato. Interviene poi in qualche modo D'Antoni. Romano, tiro ribattuto, c'è Turci, area di rigore per Turci, Giarraffa in scivolata, gli porta via il pallone, calcio d'angolo. È certo che per essere un attaccante Giarraffa qui ha trovato un'ottima scelta di tempo per anticipare Turci. Una volta tanto a parti invertite, il centrale del CUS è la punta del Palermo. Calcio d'angolo numero 2 per il CUS Palermo, lo batte Billeci. Pallone sul primo palo, Vitrano arriva male su questa palla che si perde oltre la linea di fondo. Niente di gara che ferma il gioco, è pronto ad entrare Kaccem nel CUS Palermo. Esce Romano.
spazio anche per Guzzo, che prende il posto dell'altra ala offensiva, ovvero sia il numero 11 Santoro, a poco meno di 9 minuti dal termine dell'incontro. Vedremo anche quale sarà la valutazione del direttore di gara in sede di recupero. Partita già abbastanza indirizzata, direi decisamente indirizzata in favore del... Il cammino è piano piano. Inizia a fare i movimenti. Alla fine l'alfabeto devi fare. Hanno detto devi fare l'alfabeto. Senza allenamento. Col piede, per il non la vita. Devi fare le lettere dell'alfabeto. A, B. Per questo mio figlio purtroppo è testato. Rimessa Palermo, No, con la palla messa da Puccio, poi Mantegna, il tocco su Aurilio che viene fermato, poi Cacem prova ad andare, intervento di Shortino, falloso, arriva anche l'ammonizione per Riccardo Shortino. Mi sa che appara protesta per l'ammonizione. Intanto spazio anche per Spataro, va fuori la corte e dunque completa i cambi anche il Cus. Dunque cambi terminati da una parte e dall'altra, 7 minuti più eventuale recupero alla fine. Punteggio 0-5 come vedete in grafica. Ricordo che potete assistere anche ai minuti finali di un'altra gara, ma prima la corsa in contropiede da parte di Ingrassia che arriva in area di rigore. Pipitò prova a liberarsi, è costretto a defilarsi con la palla che arriva in area di rigore. Il controllo, la conclusione deviata da parte di Lucio Greco, poi altro tiro respinto, pallone che rimane lì. C'è Mucera, ha fermato la palla che arriva dalle parti di Aurilio, fermato anche lui, vediamo se riparte il Cus. No, perché c'è l'intervento di Shortino, atterrato da Cacem, calcio di punizione. Dicevo, potete assistere anche ai minuti finali della sfida tra Academy Ribolla e Galilei FC, valida per il campionato provinciale giovanissimi under 14, sfida che ha regalato equilibrio nel primo tempo. Vediamo degli aggiornamenti anche in tempo reale su questa partita che sta giocando, ricordo, al centro sportivo Pisani di Palermo. Vede per il momento 4 minuti dalla fine più recupero, in vantaggio i padroni di casa, la capolista del proprio girone, con il punteggio di 2-1. Potete ovviamente seguirla senza rinunciare al finale di questo incontro tra Cus Palermo e Palermo. Potete ovviamente seguire le partite sul nostro canale YouTube, vedere gli highlights delle gare su tutti i dispositivi, al computer, allo smartphone, oltre ovviamente ai tablet e anche alle Smart TV. Il vantaggio di puntare su una piattaforma come YouTube. Mentre qui intanto Moglia mette la palla in calcio d'angolo, ne approfitto anche per ricordarvi che potrete seguire Sportisili sui profili social Facebook, Instagram, su Twitter, anche su TikTok, oltre al canale YouTube, naturalmente sul sito www.sportisili.it, dove potrete trovare tutte le notizie più importanti sullo sport siciliano a 360 gradi. Oggi tra l'altro, come ogni domenica, giornata importante dedicata ai principali campionati degli sport di squadra, con un occhio
rivolto, mentre qui intanto attenzione alla palla che rimane in area di rigore del Cus. Mucera ci prova, l'attende lì Bozzotto e la blocca. Dicevo, occhi di riguardo ovviamente per il calcio, con il Messina dopo le ultime 2 vittorie in avvio di 2023 attende la visita dell'Avellino. Occhi puntati ovviamente anche sulla Serie D, in particolare sul derby del Massimino tra Catania e Licata, oltre che su tutte le gare di eccellenza, di promozione, e quindi riferimento inevitabile alla sfida tra Città di Casteldaccia e Castelluccese, che trasmetteremo in diretta a partire dalle ore 15 dallo stadio comunale di Marineo, diretta integrale, e poi ovviamente gli highlights, anche i commenti dei protagonisti nel post partita. Qui intanto la giocata di Mantegna che prova ad andare sulla destra, inseguito da D'Antoni. Lucio Greco ricomincia da Milazzo. Pipito allarga a sinistra, ultimi 3 della partita, poi eventuale recupero. Ingrassia, la corsa da parte di Puccio che sterza, scivola e si trascina il pallone fuori. Partita che ormai ben poco da raccontare. Direttore di gara che non ha fischiato l'uscita del pallone dalla linea di fondo, bensì un tocco di mano, probabilmente nel modo di scivolare. Puccio ha toccato la palla con le mani. D'Antoni prova a prolungare per Spataro, che viene però fermato, poi trattiene ai danni di Aurelio. C'è tutto il lato laterale che c'è tutto il giro di Rilocco. La battuta poi per Aurelio. Palla che finisce in fallo laterale, ancora a disposizione del Palermo con Shortino. Dunque Palermo che si avvia a celebrare la vittoria numero 18 in altrettante gare del proprio cammino nel campionato regionale giovanissimi under 15. Pipito sventaglia, intercetto col ginocchio da parte di D'Antoni, poi in controtempo Moie. Pipito resiste a una carica, sempre Pipito, palla incollata al piede, decide di allargare su Puccio, mentre è in corso l'ultimo minuto dei 70 previsti. Vedremo se il direttore di gara prolungherà la partita. Ingrassia, intercetta Caccem, poi riesce a tenerla il numero 15 che si libera, prova a servire Vetrano che però scatta in profondità anziché venire incontro al pallone. Milazzo in avanti, Giarraffa parte ma c'è Bozzotta con l'uscita bassa. Ultimi istanti di partita con Bozzotta che chiama i suoi a salire. Palla che rimbalza alle parti di Vetrano, interviene Milazzo, fallo nel centrale con la maglia numero 13, ricordo subentrato a Bennardo. Caccem riesce a farla passare per Vitrano, ormai in costante proiezione offensiva, riesce ad evitare Puccio, sempre Vitrano allarga dalle parti di Billeci, scade il 70esimo, siamo in pieno recupero, conclusione di Billeci bloccata senza problemi da Giacalone. Direttore di gara che assegna 3 minuti di recupero. Pipito fermato da Billeci, pallonata sullo stomaco, regge però l'urto il numero 10 del Cus Palermo. Poi Caccem, eccolo Billeci che avanza. Billeci, tocco pigro qui per Moie che non riesce poi a controllarla, recupera palla per un attimo Vitrano che poi vince un rimpallo con un braccio però. Allora calcio di punizione
di fatto quello di Giacalone è l'unico cambio che non è stato effettuato. C'è a disposizione in panchina il secondo portiere schiera non utilizzato da mister Chiappara. Puccio, Ingrassia per Mantegna che scodella in avanti alla ricerca di Aurilio che però non può arrivare. Allora Ingrassia intercetta per un attimo il pallone, poi prova a ritrovarlo. Serie di rimpalli che alla fine favoriscono Guzzo. Pallone in avanti, chiude Milazzo in surplus su Vetrano, palla lunga. Vitrano controlla e poi calcia via la palla che si spegne oltre la linea laterale. Controllo di Aurilio, interviene Moie, poi Villeci indietro su Turci, accenna il pressing, qui Lucio Greco, palla recuperata da Pipito. Turci calcia addosso il pallone, Bozzotta la fa scendere con qualche brivido, alla fine la blocca. Siamo nel corso dell'ultimo minuto dei 3 di recupero assegnati dal direttore di gara. Iniziamo ad andare anche alle conclusioni, alle riflessioni finali. Partita che raramente ha avuto equilibrio, pur nonostante il fatto che il Palermo l'abbia sbloccata al 23esimo del primo tempo, ma da lì in poi la gara ha avuto un solo e chiaro padrone, con il Cus che ha retto bene l'urto nei primi 20 minuti, ha giocato anche in maniera grintosa e spavalda. Poi è venuta fuori la superiorità dei ragazzi di Chiappara, che dunque allungano ulteriormente in classifica a quota 54. Occhio qui intanto alla corsa da parte di Lucio Greco, l'uscita di Bozzotta e l'arbitro assegna calcio di rigore. Uscita a voto di Bozzotta praticamente allo scadere dei 3 di recupero. Il tiro dagli 11 metri che verrà effettuato dal Palermo. Vedremo chi se ne incaricherà. Il pallone lo ha preso Shortino. Sì, Shortino che va a prendere la rincorsa. C'è il fischio dell'arbitro. Parte Shortino con il sinistro, prova a respingere la Bozzotta, nulla da fare però, e su questa conclusione finisce la partita. Vince 6-0 il Palermo ai danni del Cus Palermo, 18ª vittoria su altrettante partite per i ragazzi di Chiappara. Severa lezione per la squadra di Perrone, che però per quasi tutto il primo tempo ha retto l'urto contro una squadra, va detto, superiore tecnicamente e anche atleticamente. Vedremo anche come proseguirà il campionato dei ragazzi di mister Perrone. Intanto ringrazio chi ci ha seguito in questo incontro, vi rimandiamo su YouTube, ovviamente sul nostro canale, per highlights e anche per le prossime dirette del weekend e delle prossime settimane. Da Sportisili è tutto, alla prossima.